Dopo quasi 2 mesi dall'esplosione del coronavirus che ha costretto aziende ed imprenditori ad interrompere la propria attività con risvolti economici disastrosi, la pressione si è parecchio innalzata. Le scadenze fiscali, fatture da pagare a fornitori, impegni finanziari con banche, ufficio delle entrate stanno prostrando non poco l'economia globale dei cittadini italiani e nel nostro caso di quelli siciliani. Il presidente Musumeci è costantemente sotto pressione ed in questi ultimi giorni ha ricevuto una lettera aperta da parte della Confesercenti Sicilia, con la quale si chiede di definire urgentemente un controllo di sicurezza per consentire, non più tardi del 3 maggio, della riapertura delle attività concernenti i servizi più strettamente collegati alla cura e al benessere della persona, come parrucchierie, saloni ed altro ancora. Poi c'è il delicato problema che interessa alberghi e B&B. A proposito di questi settori, per il prossimo futuro di libera circolazione, speriamo quanto prima, Musumeci e l'assessore al turismo Malleo Messina hanno stanziato un budget per promuovere il turismo da altre regioni verso l'isola. Sono pronti 4 milioni 180 mila euro ed una delle ipotesi in campo è quella di offrire una notte d'albergo a chi arriverà in Sicilia. Inoltre si stanno studiando ipotesi per l'apertura in sicurezza di bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie ed altri esercizi commerciali, aziende, piccole industrie e cantieri. Agrigento e provincia è attualmente blindata. I cittadini stanno rispettando le regole imposte dal governo, ma con la bella stagione c'è la fondata paura che l'impazienza delle restrizioni, ma anche la necessità di riaprire battenti nei molteplici settori commerciali, porti alla riapertura forzata per evitare ulteriori danni economici e la possibile bancarotta. In tal senso si sta muovendo il governo e qualcosa bolle in pentola. Infatti il prossimo 4 maggio potrebbe, ma è condizionale, segnare l'inizio di una ripresa graduale ma costante che comprenderebbe la libera circolazione delle persone ma con un limite. Per le 2 settimane successive non si dovrebbero poter superare le frontiere regionali. Ognuno a casa propria, nel nostro caso nell'ambito siciliano. Questa ipotesi sta prendendo corpo e il governo ci sta pensando, ma prima della decisione finale occorrerà attendere la fine di questo mese di aprile. Da questo divieto chiaramente è esentato il traffico merci per l'approvvigionamento dei prodotti di prima necessità e gli spostamenti motivati da ragioni precise di lavoro. Infine, la regione siciliana ha pensato di aumentare i finanziamenti a teatri, confermando i budget dello scorso anno, alle associazioni che si occupano di ciechi, sordomuti e talassemici. Verranno raddoppiati i fondi per il trasporto di studenti disabili. Anche il budget per i parchi e le riserve naturali aumenterà e la manovra verrà discussa a partire dal 27 aprile ed approvata entro i primi di maggio.